Intanto credo che sia opportuno salutare tutti i presenti, quelli venuti da vicino e quelli venuti soprattutto da lontano. Sassi, non che volume. Un ringraziamento particolare all'onorevole Cipriano Sozzo che introdurrà questo convegno. Il presidente Giovanni De Rio purtroppo l'ha letto con la fede, quindi mi ha raccomandato di salutare tutti, di scusare, ma non ci teneva ad essere presente, ma purtroppo alla sua età muoversi con la fede credo non sia opportuno. Un ringraziamento all'onorevole Mario Pani, a Giorgio Macciotta, presidente della provincia Roberto De Rio, presidente della Fondazione Banco di Sardegna Antonello Ardo, purtroppo si scusa, è a Roma, oggi è la giornata del risparmio, ricordo tutte le banche, presidenti d'Italia, quindi purtroppo non è presente, si scusa e saluta tutti. L'onorevole Maria Cocco, anche se per motivi familiari, una nonna molto anziana, quindi non è potuta essere presente. Ringraziamo comunque sia il presidente Giovanni Del Rio, dottor Arbo e l'onorevole Maria Cocco. Un ringraziamento all'amministrazione comunale di Polore, sindaco, la giunta, per il sostegno molto convinto oltretutto per le nostre iniziative, questa iniziativa per quelle che andremo ad organizzare più avanti. Un ringraziamento alla comunità montana, al presidente Giovanni Soro, oggi anch'esso impegnato in clinica, per la loro disponibilità, l'attenzione con cui seguono le nostre iniziative, le nostre attività. Un ringraziamento al presidente della provincia Roberto De Rio, al presidente del Consiglio Tori Ghiso, che oltretutto è il nostro concittadino, che hanno inserito nella programmazione provinciale delle attività culturali anche le nostre iniziative. E infine un saluto affettuoso a Clotilde, ai figli Paola, Giuseppe e Grazia. Ecco, mi sembra che abbia finito i saluti e i ringraziamenti. Bene, noi il tema di questo convegno, la figura, il pensiero, l'opera di Nino Carlos. E questo è il primo convegno, la prima iniziativa culturale dell'associazione Nino Carlos. Non potevamo non partire da una riflessione, da una prima analisi sulla figura, sul pensiero, l'opera culturale, politica, economica di Nino. Una figura, un pensiero, un'opera complessa. Qualcuno l'altro giorno mi diceva complessa nella sua semplicità, perché Nino era semplice nel manifestare la sua cultura. Una opera complessa, dicevo, poliedrica, polivalente. Credo però abbia lasciato un segno profondo nella nostra comunità, un segno profondo comunque attraverso tutte le sue manifestazioni culturali, politiche, sociali. Ecco, noi faremo, io per la mia minima parte, una prima riflessione. I relatori ci aiuteranno a capire, a scavare questa sua opera, questa sua cultura politica ed economica. E qui io parlo a nome dell'associazione. Non sono solo, siamo in tanti, poi dirò brevemente chi siamo. Associazione costituita alcuni mesi fa e ha come sede il municipio, il comune di Polore, la sede legale. È una scelta voluta, molto significativa.
perché sta a sottolineare l'importanza e la valenza politica di questa associazione, direi istituzionale, il fatto che abbia la sede presso il municipio, il comune di Bologna. I soci fondatori sono naturalmente alcuni amici, alcuni perché ne aveva tanti, Nino. Li leggo in fretta: il presidente Giovanni Del Rio, Romano Benevole, Paola Carlos, Diana Giuseppe, Salvatore Riso, l'onorevole Matteo Martello, l'avvocato Menne, Fausto Mura, l'onorevole Mario Pani. È un gruppo provvisorio, si intende, poi vedremo fra qualche mese, fra qualche settimana cosa fare. È stato approvato anche uno statuto sociale. Abbiamo uno statuto sociale e vi leggo brevissimamente solo un articolo, l'articolo 2, gli scopi e le attività dell'associazione. Ecco, l'associazione ha lo scopo di ricordare, come facciamo oggi, la figura e l'opera di Nino Carlo attraverso attività e iniziative politiche e culturali, quali convegni, dibattiti, di raccogliere in modo sistematico i fatti rilevanti che hanno caratterizzato la sua figura di uomo politico e di cultura durante tutta la sua attività parlamentare, amministratore, eccetera. E infine di promuovere attività di studio e di ricerca politico-culturale con particolare attenzione alla formazione delle giovani generazioni. Questo è un punto importante, ci tornerò poi brevissimamente.